Dopo un iter durato ben 16 anni, la svolta è arrivata. La più conosciuta preghiera del mondo cristiano, il Padre Nostro, cambierà. A deciderlo è stata l'Assemblea Generale della CEI, che ha approvato la terza edizione della Messale Romano. Oggetto della storica modifica sarà il versetto "Non indurci in tentazioni", che sarà sostituito con "Non abbandonarci alla tentazione", una modifica che viene incontro al pensiero dello stesso Papa Francesco, che solo un anno fa aveva dichiarato che la versione tradizionale della preghiera non è una buona traduzione. Cambiamenti non riguardano solo il Padre Nostro, subirà infatti modifiche anche l'inizio del Gloria, con il nuovo versetto che reciterà "Pace in terra agli uomini amati dal Signore", anziché "Pace in terra agli uomini di buona volontà". Per il segretario generale della CEI, Monsignor Stefano Russo, l'uscita in stampa del nuovo Messale Romano potrà arrivare il prossimo anno. Ma come è stato giudicato tale cambiamento? L'abbiamo chiesto a Don Angelo Portella, parroco di Oppolo Giancaxio. Tutto serve al bene, ci diceva proprio l'insegnante che ci guidava in questi esercizi, e dobbiamo promuovere la positività del bene che ci deve essere sempre in mezzo a noi. Se i nostri padri hanno cominciato a quella maniera, o la traduzione del greco l'hanno trasportata in questa maniera, "non ci indurre in tentazione", oggi che noi cerchiamo la positività e il bene per tutti gli uomini, desideriamo che questa positività si realizzi con l'aiuto del Signore e la buona volontà di tutti quanti, perché tutti protesi verso il bene, verso la verità, verso il Signore, che è il bene di ciascuno di noi. Questo è il significato profondo. Lei è d'accordo o no? Sono d'accordo, e senz'altro ci si cercherà di promuovere sempre per il bene quelle che sono le novità che ci vengono date per poter migliorare e aiutare i nostri fratelli e tutti quelli che verranno dopo di noi a valutare il bene, soprattutto il bene di tutta l'umanità e di ogni persona umana. Qual è stato il bisogno di questi cambiamenti? Il bisogno che a un certo punto c'è da valutare ciò che vi è di bello nella nostra vita, e che consiste nel fare, nell'agire, nel promuovere il bene, e non soltanto nel non fare il bene o il peccato o quant'altro. Questo vuole il Signore.